davvero molto interessanti, una delle ultime volte con Veronica e Maurizio, addirittura brani sardi cantati in russo. Questa è Eugenia Scerba, una persona dalla quale insomma ci faremo raccontare che cosa, come si sta, come si abita, come si vive in Russia, visto e considerato che appunto lei da questa zona del mondo arriva. Bentornate a tutti. Grazie, Grazie, ciao Silvio. Silvio. Ciao a tutti. Allora, diciamo, Veronica Pisani e Maurizio Gastaldi, insomma, già nostri ospiti tante altre volte. Con loro abbiamo, insomma, sentito, abbiamo chiacchierato Non di... potrei posare. Io avevo all'inizio ho pensato io non ci riesco, perché l'ho detto anche a Maurizio, no, guarda, io non ci riesco. Sono rimasta 2 settimane incantata con la canzone. Dicevo, non ci riesco, non è possibile. Invece poi va tutto liscio come l'olio, va tutto come se l'avessi già fatto, lo sto solo ripassando. Bellissimo. Lei è bravissima, quando facciamo ogni canzone sembra che lei riesce a intuire come pronunciare la parola, come dicono i russi, lei riesce a intuire intonazione, questa cosa che soprattutto è difficile quando impari nuova lingua. Perché una cosa è imparare l'alfabeto, parole, grammatica, un'altra cosa è parlare giusto foneticamente Certo, e certo. con intonazione giusta, perché nella lingua russa emozioni noi esprimiamo grazie alla nostra intonazione, perché ci sono diverse lingue, diverse regole, invece per la lingua russa è molto importante. Infatti si dice che loro non sorridano tanto, perché loro si esprimono con le parole, con l'intonazione Quindi della voce. quindi diciamo che nell'espressione della voce c'è già contenuto, C'è già contenuto il la- sorriso, c'è il sorriso anche, Questo è sì, tutto sì, un pacchetto. Questa è una cosa che noi non abbiamo, cioè appunto questa è una diversità Sì, incredibile che forse probabilmente porta anche a dei fraintendimenti che invece... sì. E quindi risulta anche che appunto il popolo russo non sia così, diciamo, musone, No, anzi, no, no, no. probabilmente è esattamente il contrario. Cioè, voglio dire, Io li paragono, io non è che conosca tantissimi russi, però da quanto ho capito, io mi trovo bene con i russi perché pratico karate Shotokan da più di 10 anni. È come una caserma rigida militare, all'interno della palestra non puoi sorridere, però allo stesso tempo puoi mandare segnali diversi. È lo stesso, cioè mi trovo bene, mi sento a casa, è così, come in palestra. incredibile. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или сам я в иной мир почию, лишь бы спустить вас обратно на землю. Властолюбцев у нас не терпят, вам объявлена война, начинает расти нетерпение среди нашего народа. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас
вас вызывают, огни против отнимают. Смотрите, мы не шутили, серьезно заговорили. Смотрите, какие грозы вам тучи пророчат грозно. Избавьте нас от лжи, услышьте слова мои. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сами опочию, чтоб вернуть вас на землю. Властолюбцев у нас не терпят, вам объявлена война. Разрастается нетерпение среди нашего народа. La cultura con la cultura della zona del mondo da cui lei arriva, cioè dalla Russia, c'è qualcosa che evidentemente insomma incuriosisce almeno. Allora, dico subito che noi non abbiamo tanta informazione a proposito della Sardegna, la cultura della Sardegna, storia. Purtroppo tutta l'informazione che si può trovare in internet, in Google, è Certo. solo per turismo, perché la Sardegna è bellissima e per fare la vacanza in Sardegna ognuno sogna di fare la vacanza in Sardegna. Ma ho scoperto, vivendo qui, che non è assolutamente la bella natura per fare la vacanza, è una cosa più profonda, più importante, perché i sardi hanno sue storie, hanno sua cultura, sue canzoni, modo da ballare, racconti, tradizioni che io trovo bellissime. Io vorrei aiutare a ogni persona che porterà più informazioni al mondo, per far tutti scoprire che la Sardegna è un bellissimo paradiso, non solo grazie alla natura, ma Questa grazie è una anche... pubblicità straordinaria, cioè complimenti perché cioè, Sì. l'Esi ti ringrazierebbe sentitamente per quello che stai raccontando, cioè stai, E anche musicalmente parlando. tra l'altro. Sì. No, dicevo, sì, prego. È proprio per questo che quando con Veronica abbiamo parlato di iniziare questo progetto, quando lei mi ha detto delle sue idee che vorrebbe dare a tutti che parlano russo, dare questa informazione che manca. E Veronica, lei è una cantante bravissima quando canta in sardo, quando Grazie. canta quelle canzoni tradizionali sardi, quindi io ho visto subito che possiamo fare veramente, che Veronica riuscirà a cantare in russo, perché sapevo già il suo livello e che lei è capace. E quindi Lei parla di pronuncia, non di grammatica, di saper parlare, perché io in realtà non so parlare in russo. non è Però vero. Non dall'inizio mi sono impegnata. Ma его парнишку щедрый называют, когда не найду его, беситься начинают. Тра-ла-лера, лера-лера, ла-лера, тра-ла-лера, лера-лера, ла-ла. Tra-la-lera, lera-lera, la-lera, tra-la-lera, lera-lera, la-la. Агрикота, салана вода, а в парнишке на загаре солнце виновата. Тра-ла-лера, лера-лера, ла-лера, тра-ла-лера, лера-лера, ла-ла, тра-ла-лера. Avete trovato la dimensione giusta una per imparare, l'altra per evidentemente far capire, far conoscere meglio. Sì, ci siamo trovate. Poi abbiamo molti punti in comune, sì, per tante cose. Anche io sono appassionata della musica. Sì, è una musicista, è una cantante e in più lei scrive poesie, le piace fare le rime, sia in russo che in italiano. Soprattutto in russo. Soprattutto in il mio hobby russo. da bambina che mi piace scrivere poesie, è vero.
È per questo che compito di fare traduzioni delle canzoni sarde tradizionali. Per me è stata come una sfida. Io volevo provare a dimostrare a me stessa che riuscirò a fare qualcosa più importante usando il mio hobby, diciamo così. Ma, E poi sento anche utile per la mia patria, perché così attiri apro i le turisti porte. a casa Certo. tua, certo. No, invece parlavo di altre cose, che così creo più curiosità per i sardi, per certo. visitare Russia, per avere Sì, contatto con la Russia. contatto, Amicizia, tramite per diciamo. fare uno scambio di culture. Sì, grazie. Maurizio, ti fa paura all'eventuale tournée? No, a me No, lui è contento perché No, sa beh, che tanto non deve parlare lì. no, deve perché... parlare lei. Molto è venuto a mancare a loro, soprattutto pensate anche ai teatri, insomma, Sì, Teatri, degli sì, spettacolo che purtroppo è, insomma, Mm. diciamo che in grosse difficoltà. Oltretutto, vabbè, insomma, Va bene, i grandi ne proporremo artisti. certamente la serie delle vostre trasmissioni, sì, Canzoni di Sardegna. Bello, bello, sì. Ricordo anche in quel caso tutti i brani Grazie. rigorosamente Mm. suonati in Suonati studio. dal vivo. Incredibile. E devo dire che E poi- se gradisci, Eugenia, Lei sa parlare bene il russo, cioè è Perfetto. russa, più di lei. Tra l'altro sappiamo anche che ormai insomma la nostra città, non solo la nostra città, ma ci sono tanti tuoi conterranei qua in Sardegna, in Italia, e quindi insomma avremmo anche Sì, sì. ci sarebbero ascoltatori e ascoltatrici che capirebbero Ma le stesse persone ucraine che Certo, sono qui certo, da tanto, certo. e non solo, ci saranno anche moscoviti, non so, c'è un po' di Ce ne tutto. sono molti russi. Insomma. Di Mosca non lo so, No. io non ho conosciuto ancora nessuno, non ma è mai ci troppo sono... chissà, insomma, Sì. queste tecnologie, queste meravigliose novità Dal tecnologiche. computer, giusto? Esatto, Dal computer. esatto, E tua esatto. mamma ha il computer? Cioè, anche la mia nonna ha computer. Perfetto. Anche tu Io no? uso YouTube. Solo io non ho il computer, Perché solo io non ce ce l'ho. l'ho mai guasto, quindi anche io non ce l'ho. Questa potrebbe essere un'ottima No, me lo occasione. devo comprare. Abbiamo ascoltato poco fa un bellissimo brano che è Niet pakoja u меня. Non posso riposare a casa nostra. a casa nostra. Dicevamo, brano tradotto da Eugenia Da Eugenia Scerba, e suonato da Maurizio, oltre che cantato Sì. da Veronica, in Sì. russo. in russo, Straordinaria questa. per far conoscere la Sardegna ai russi, A tutti che parlano russo. a tutte le persone che parlano il russo. È anche una curiosità per chi studia il russo. Ho riproverato per una canzone, mi ha detto ma la stai facendo un po' diversa, ma scusa è il russo, quindi un po' là. Magari certe cose cadono in levare invece che imbattere, ma quello poi se la vede lei. L'importante è che il senso sia quello, lo fa bene. No? Quindi a te in effetti non ha comportato grandissimi No. cambiamenti. No, niente, per lui no. E non cambia assolutamente niente perché il problema è il problema, tra virgolette, perché è per la cantante che deve adattare, però non c'è niente perché è talmente tradotto talmente bene da Eugenia che ha fatto le cose più capolavoro. Sì, perfette. Cioè, perfetta Quindi, compenetrazione sì, degli sì. elementi, Mm. davvero incredibile. No, io ne so qualcosa perché a me capita quando un altro lavoro che avevamo fatto con Veronica, la traduzione, mettere in musica le poesie di Emilia Scassedu, della zia. Sì. Erano delle poesie, io ho musicato 5 o 6 di quelle poesie, quindi ho dovuto far cadere. E le Come rime ha le ha detto- dovute fare lui. Come ha detto Eugenia, cambi qualche sinonimo, qualche parola, in modo da far cadere la metrica e la rima giusta, però non cambi il senso, tutto nel senso e neanche l'atmosfera della situazione, cioè la storia rimane quella, il senso rimane quello, cambi solo qualche parola, in modo da far cadere, sai, la canzone non è come la poesia è poesia, la canzone ti devi adattare a delle regole, È un'altra alla cosa, metrica, certo. a un ritmo, a un ritornello per farla diventare canzone. Come diceva Fabrizio De André, lui non si è mai ritenuto un poeta, molti gli dicevano ma sei un poeta, lui ha detto no, io non sono un poeta, sono un cantautore, canto, la poesia è diversa, mentre diciamo che la poesia, la musica sublima la poesia, ma nella canzone ti puoi permettere anche qualche errore, perché poi c'è la musica che rende anche quella parola che sembra una parola... Sì, ma anche in russo è così. No, no, ma Puoi è una cosa cambiare anche generale. gli accenti.
come in italiano. Puoi No, cambiare ma anche una il cosa volevo dire che comunque la differenza tra canzone e poesia, c'è una linea di demarcazione sottile, però è diversa la canzone. Naturalmente un poeta, essendo un poeta, sa come mettere le parole, come adattare le parole, adattare alla musica, anche se fai una traduzione. Quindi io ho capito benissimo Eugenia, ed è molto difficile, ho trovato difficoltà io in italiano a tradurre in sardo, perché poi le poesie di Miriam Scassedo della zia sono in italiano. Io le ho dovute tradurre in sardo e farle canzoni. Quindi immaginati lei il lavoro che ha dovuto fare da una lingua come il Sì, anche sardo. perché, bravo, perché anche modi da dire sono diversi, Sono quindi diversi, se certo. trovi un modo da dire in italiano o in sardo, io non devo pensare soltanto a tradurre questa frase, devo pensare come dicono russi, Come dicono, per infatti, dare stesse la stessa emozioni, emozione, sì. certo. Mhm. Quindi è un lavoro serio, un lavoro serio. О, любимая моя, нет покоя у меня. Мысли о тебе все время, каждый миг, душа моя. Солнце мое родное, ты грустить не смей. Ни о чем не беспокойся, ни о чем не сожалей. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Если бы я мог, родная, облик ангела принять, крал бы с неба звезды, чтобы мирить и песню стать. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Без тебя жизнь угасает, горько колется в груди. Цвет природы не ласкает, если нет моей любви. Милая моя богиня, утешит даст покой, больше Бога мной любима, но вы не со мной. Милая моя богиня, утешит даст покой, больше Бога мной любима, но вы не со мной. О, любимая моя, нет покоя у меня, мысли о тебе все время, каждый миг, душа моя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Привет всем! От сардинской народной певицы
Вероники Пизана. Я рада представить вам мой проект 2021 года. Вероника Пизана и ее сардинский репертуар на русском языке в сотрудничестве с Евгенией Щерба, Маурицио Гастальди и Радио Бонария. Для получения дополнительной информации пришлите мне сообщение в WhatsApp на номер 346 847 3005. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.